La città di Pieve di Soligo continua a omaggiare la figura di Andrea Zanzotto, quest'oggi con una mostra e anche con la presentazione e inaugurazione ufficiale del parco letterario dedicato proprio a lui. Sì, un evento importante per la nostra comunità e non solo, perché è un parco che comunque condividiamo con il Comune di Sernaglia e auspichiamo che diventi sempre più ampio. Oggi inauguriamo questa mostra che lega Andrea Zanzotto al Comune di Teolo, e col Comune di Teolo abbiamo anche sottoscritto un patto di amicizia, un patto di gemellaggio che poi sarà ratificato in presenza del sindaco Turretta. È un simbolo di amicizia, di vicinanza, e come è stato detto prima nei vari interventi, dobbiamo pensare a un Andrea Zanzotto dei luoghi, un Andrea Zanzotto che pensa anche alla società, agli eventi, quindi una figura poliedrica nel pensiero, che tanto ha dato, una figura che non è di Pieve di Soligo ma che è del mondo. Ecco, questo parco vuole raccogliere questa testimonianza e dare la possibilità a tutti di poter partecipare e di diventare un luogo di pensiero.